Oggi vorrei parlarvi di un'aritmia che si chiama flutter atriale in Italia o flutter nei paesi anglofoni. Il flutter atriale è un'aritmia che viene molto spesso accomunata alla fibrillazione atriale, tanto che si dice che sono cugini. I sintomi principali sono il cardiopalmo, cioè la palpitazione, il cuore che batte in maniera più veloce, l'affanno, soprattutto sotto sforzo, la mancanza di fiato, e infine un sintomo che ci può essere ed è anche da tenere per bene sotto controllo è lo svenimento, cioè la perdita di coscienza. Dunque, ricapitolando, il flutter atriale è un'aritmia sopraventricolare che è sostenuta da un macro rientro che coinvolge la gran parte dell'atrio destro. Le opzioni terapeutiche sono, oltre all'utilizzo dell'anticoagulante, laddove necessario per il rischio ischemico, dell'utilizzo di beta-bloccanti antiaritmici oppure dell'ablazione transcatetere grazie all'esistenza di un istmo cavo-tricuspidalico, cioè un punto critico, che può essere aggredito in maniera relativamente semplice con l'ablazione.